Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video e bentornati se già eravate iscritti. Io sono Benedetta ma tutti mi chiamano Benny e questo è il mio canale, dove parlo di alimentazione e stile di vita sano. Oggi sono qui per proporvi un grande classico di sempre, rivisitato in una versione sicuramente più leggera e digeribile, senza uova e latticini. Un dolce che fa impazzire davvero tutti, specialmente i bambini, ma non solo ovviamente. Perfetti per concludere una cena estiva in compagnia, ma perché no anche per merenda e colazione. Ma passiamo subito alla ricetta. Come base dei nostri budini vado ad utilizzare 200 g di bevanda di soia e la verso all'interno di un pentolino antiaderente. Le dosi che vi propongo sono per realizzare un singolo budino, quindi regolatevi a seconda di quanti ne volete ottenere. Passiamo poi al dolcificante. Io ho scelto lo zucchero di cocco integrale, ma volendo si può utilizzare tranquillamente anche quello di canna o semplicemente quello bianco. Dopodiché sono andata ad unire un pizzico di vaniglia in polvere. Fidatevi ragazzi che anche solo questa quantità basterà per dare un gusto intenso al nostro budino. A questo punto accendo il fuoco e mescolando scaldo tutto il composto a fiamma bassa. Per addensare il nostro budino sono andata ad utilizzare l'agar-agar, anche solo metà della bustina da 2 grammi basterà. Vado ad aggiungerlo al nostro composto poco prima del bollore. L'agar-agar infatti per attivarsi deve essere sciolto a una temperatura ottimale di circa 85-90 gradi. Quando si sarà ben sciolto e avremo raggiunto quasi il bollore, possiamo spegnere la fiamma e versare tutto il contenuto all'interno di un bicchiere. A questo punto lo riponiamo in frigo e lo lasciamo riposare per almeno un paio d'ore. L'agar-agar infatti si addensa a temperature inferiori a quelle della gelatina, impiegando anche meno tempo. Passiamo adesso alla realizzazione del secondo budino. Come già per la preparazione dei frullati, e mi raccomando se ancora non hai visto il video vai a darci un'occhiata, ho deciso di andare a realizzare sempre la stessa base. Vado ad unire 200 ml di bevanda di soia e un cucchiaino di zucchero. Ovviamente ragazzi le dosi del dolcificante variano a seconda dei gusti personali. Per me questa dose basta, ma per voi potrebbe non essere così. Vado ad aggiungere anche una tazzina intera di caffè e anche un cucchiaino di cacao amaro in polvere. Se volete renderlo ancora più cremoso ma soprattutto più goloso, potete decidere di andare a sciogliere del cioccolato e andare ad aggiungere direttamente il cioccolato fuso. Come prima vado ad utilizzare sempre metà della mia bustina di agar-agar. Questo ingrediente un po' particolare è un gelificante al 100% vegetale che viene usato per preparare budini, creme e dessert. Mi raccomando tenete il fuoco basso e continuate sempre a mescolare fino a raggiungere il bollore. Quindi spegnete la fiamma e versate tutto in un contenitore. Io ho voluto realizzare una specie di dolce al cucchiaio, ma certo se avete gli stampini da budini ancora meglio. E di nuovo lascio riposare in frigorifero per un paio d'ore. Questo ragazzi è il risultato, sono davvero super morbidi, freschi, leggeri e per completare ho unito anche un goccio di yogurt e un po' di granola al cioccolato. Ormai ragazzi l'avrete capito, per realizzare il terzo e ultimo budino di oggi vado a realizzare sempre la solita base. Se preferite potete utilizzare anche altre tipologie di bevanda vegetale, come quella di mandorla, di riso, di farro o di avena. Anzi, fatemi sapere sotto in un commento qual è la vostra preferita. Direi che la mia ormai già l'avete capita. Se preferite potete anche utilizzare il latte vaccino ovviamente. Prendo poi una bella manciata di fragole e le taglio tutte a pezzettini all'interno di una ciotola. Con una forchetta inizio a schiacciarle bene. Per facilitarmi in questo processo vado ad aggiungere il succo di mezzo limone spremuto, che gli darà anche quel tocco di freschezza in più. Continuo a schiacciare le fragole con la forchetta fino ad ottenere una purea. Per mio personalissimo gusto ho deciso di mantenere una consistenza abbastanza granulosa. Se a voi però l'idea di avere dei pezzi di frutta interi all'interno del budino non fa impazzire, chiaramente potete frullarla all'interno del latte oppure decidere di utilizzare della marmellata ad esempio. Ma perché no anche puree o succhi di frutta. Quindi miscolo bene tutto con una frustina e aspetto che raggiunga il bollore. A questo punto trasferisco tutto all'interno del solito bicchiere. E se potete evitate di sporcare tutto attorno come ho fatto io. Vi dico la verità ragazzi, se dovessi scegliere il mio preferito non saprei proprio cosa dirvi, per cui provateli voi e fatemi sapere il vostro di preferito. E se per caso voleste supportarmi lasciate un like oppure iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, un bacio grande e alla prossima!